Vogliamo leggere un passo in Luca, capitolo 19, dal primo verso fino al verso 10. Poi vi farò leggere un altro passo della scrittura, ma intanto vogliamo partire da questo passo che racconta di un incontro. Luca, capitolo 19, dal primo verso fino al verso 10. Amen. Amen. Alleluia. Vi invito ad alzarvi in piedi. Vogliamo onorare la parola di Dio che stiamo per meditare e leggere. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Gesù, entrato in Gerico, attraversa la città. Ed ecco c'era un uomo chiamato Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Allora egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Visto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentandosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, poiché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Alleluia. Questo passo che abbiamo letto ci racconta della conversione di un uomo che era molto ricco e che come lavoro faceva il pubblicano, anzi era il capo dei pubblicani. I pubblicani erano una categoria molto odiata in quel tempo, perché erano esattori delle tasse ed erano autorizzati da Roma, l'agenzia delle entrate, lasciamo perdere, erano autorizzati da Roma, dall'impero romano, a togliere tutto quello che si doveva allo Stato, no? E quindi non erano amati dalle persone, perché non conoscevano né tolleranza né misericordia, nulla, anzi frodavano anche, perché oltre a prendersi le tasse per lo Stato, ci usciva sempre qualcosa anche per loro. Però c'è quest'uomo, Zaccheo, non si sa come, ma sa che Gesù sta passando per Gerico, che è la città dove lui risiedeva. Forse aveva sentito parlare di Gesù, forse ha sentito parlare Gesù, predicare, non lo so. Ma io so che desiderava incontrarlo. Quella che abbiamo letto in realtà è proprio una vera conversione. Come dovrebbe essere una conversione. La conversione è
qualcosa di opposto a quello che si era prima. E cambiare verso, cambiare direzione. Amen. 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 Se frodavi, adesso non frodi più. Chi rubava non ruba più. Chi parlava sempre male degli altri non lo fa più. Amen. Amen. Rendo l'idea, un reale cambiamento. E gloria a Dio, dobbiamo vedere nuove conversioni, vero? Amen. Dobbiamo impegnarci a pregare il Signore. Signore, fa che ci siano nuove conversioni. Gente cambiata. Persone veramente che decidono di cambiare rotta nella propria vita, direzione e verso, perché comprendono che l'unica via di salvezza è Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Quest'uomo Zaccheo era capo dei pubblicani, era ricco e voleva a tutti i costi vedere Gesù. Era piccolo di statura, tutta la folla intorno a lui. Chi è piccolo ha tanta difficoltà, vero? Specialmente quando c'è confusione. Ricordo quando certe volte con i miei figli li prendevo in braccio, magari io non vedevo niente, ma loro riuscivano almeno a vedere qualcosa, no? Alleluia, è un uomo che sa che per vedere Gesù deve fare qualcosa ed è determinato. Supera la folla, vede un albero, un sicomore, un albero e si arrampica. E anche in modo sfacciato, incurante, no? Di quello che gli altri potevano pensare. Ma guarda, ma quello non è il capo dei pubblicani, sta salendo sull'albero, ma che sta facendo? Perché desiderava vedere Gesù. Alleluia. Quando si vuole qualcosa, si fa tutto il possibile per ottenerla. E così anche nella fede. Se vuoi qualcosa, devi afferrare quello che desideri per fede. Amen. Amen. Alleluia. Il Signore ci chiama alla determinazione. Pensate, credenti determinati e credenti non determinati. Chi fa la differenza? Il credente che è determinato, che sa che anche se tutto va in modo ostile, lui sa che quello è il suo posto, quella è la via che deve seguire. Amen. Amen? Il credente invece che ha poca determinazione è un credente superficiale, uno che ha creduto, ma possiamo definirlo un po' all'acqua di rose, no? Di fronte alle prime difficoltà, lo vedi, non lo vedi. La vita che viveva prima, in fondo, non l'ha proprio cambiata. Vive un po' come era prima e ha preso qualche cosa di nuovo, no? Non si può servire così il Signore. Bisogna che ci sia un reale cambiamento. Amen. L'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive ora in me. Amen. Alleluia. È vero? Lo dice? Amen? Amen. Non sono più io che vivo, non sono più il Paolo che ero prima, anzi prima mi chiamavo Saulo, poi è diventato Paolo, Saulo da Tarso, poi è diventato Paolo. C'è un nome nuovo per noi scritto in gloria. Amen. È vero, quando ci convertiamo c'è un nome nuovo per noi. Giacobbe. Da oggi non ti chiamerai più Giacobbe. Benedicimi, ti prego, non ti lascerò andare. Vi ricordate? Giacobbe che lotta con Dio in forma di persona. Non ti lascerò andare
se prima non mi benedici, non sei più Giacobbe. Da oggi sei Israele. Alleluia. Amen. Gloria Amen. al Gesù, alleluia. Il nostro nome deve cambiare, fratelli, Amen. perché non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo che vive in noi. Amen. Amen. Alleluia. Quest'uomo Zaccheo ci insegna che veramente ci si può convertire. Amen. Alleluia, non è solo un essere attratti. Che bello, quando si riuniscono, cantano, pregano, che bello, pregano, ma si vede che c'è qualcosa. No, devi sperimentare chi è Gesù, Amen. Alleluia. la presenza di Dio. Lasciati toccare dall'amore di Dio, dalla sua presenza, arrenditi a Lui e comprenderai quello che comprendiamo noi. Non comprendiamo tutto, ma comprendiamo che Dio è vivente. Amen. Siamo sicuri di questo, che Gesù vive. Amen. Amen. Siamo sicuri di questo. Alleluia. Gloria al Signore. Sale su quest'albero Zaccheo. A un certo punto Gesù giunge là, alza gli occhi, lo chiama per nome. Zaccheo, scendi presto. Non si erano mai incontrati, ma Gesù già lo conosceva. Amen. E io ti dico che prima che noi avessimo amato Lui, abbiamo accettato quel giorno nella nostra vita, farlo entrare nella nostra vita, già Lui ci amava, ci ha amati per primo. Alleluia. Gloria a Dio, e conosceva tutto di me già il Signore. Alleluia. Anzi, Davide dice, quando ero nel grembo di mia madre, già tu mi conoscevi. Gloria al Signore, che bello. Zaccheo, scendi tu. Immagino come poteva sentirsi Zaccheo, tu sai il mio nome. Amen. Amen. Dio sa il nome di tutti. È vero? Amen. Non so quanti miliardi siamo ormai nel mondo, ma Dio conosce uno per uno, Amen. ogni abitante, e conosce anche, sapete, quando si vedono certe cose e viene sempre da chiedersi, e mi domandano molti, ma Dio non vede quelle sofferenze? Dio conosce quello, lo conosce. Quello che in televisione si vede che sta fuggendo alla casa distrutta, quei bambini che muoiono di fame, Dio li conosce uno ad uno. Ma tutto quello che di brutto vediamo è conseguenza del peccato. Dio non ha nessuna colpa. Amen. Amen. Che colpa ne ha Dio se l'uomo lo ha rifiutato? O no? Amen. Se l'uomo preferisce l'odio all'amore. Non ha parlato Gesù di amore. E non ci parla ancora di amore. E lui stesso, lui è amore. Amen. 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 Alleluia, ma l'uomo rifiuta le proprie responsabilità. È più facile dire è colpa di Dio, non vede? È come se fossimo dei burattini e c'è il burattinaio, no? Non è così. Non siamo burattini. Dio ci ha dato possibilità di scegliere. Ci ha dato la possibilità di scegliere tra la vita e la morte. Amen. Amen. Tra la vita eterna e la morte eterna. Alleluia, se siamo qui, credo che abbiamo scelto per la vita eterna, vero? Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Zaccheo, scendi giù. Alleluia, sono qui. E sono qui per te. Gesù è qui per noi. Amen. 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 E se ancora qualcuno non lo ha incontrato, conosciuto, se stai ascoltando, parlo per la registrazione che ascolteranno, ma non si sa, forse anche per qualcuno di noi, non lo so, che non ha fatto l'esperienza, apri il proprio cuore al Signore. Alleluia, senti il desiderio dentro di te che ti
porta verso la salvezza, verso questa liberazione di cui ogni uomo ha bisogno. Perché la scrittura, io credo alla parola di Dio. Posso dubitare tanti libri scritti da uomini, ma io credo alla parola di Dio. Amen. E la parola di Dio mi dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Amen. Non c'è nessun uomo che può dire: ma io non ho mai commesso alcun peccato. Guarda, anche 2 minuti fa abbiamo sbagliato, anche col pensiero, chissà cosa hai pensato. Si sbaglia, si pecca, anche col semplice pensiero. Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Tutti gli uomini hanno bisogno dell'amore di Dio. L'umanità ha bisogno di Dio. Amen. Alleluia. Quando fu giunto lì vicino, Zaccheo, scendi, scendi. Presto. Perché oggi devo fermarmi in casa tua. Alleluia, gloria a Dio. Devo farlo. Non dice scelgo di stare con te a casa tua. No, perché quell'insistenza, quel desiderio ha prodotto qualcosa tra Gesù e Zaccheo che possiamo definire un bel legame. Quando entra Gesù nella tua vita, sappi che entra anche a casa tua. Oggi io devo entrare a casa tua, devo fermarmi a casa tua. Amen. Amen. Che bello, gloria a Dio. Vogliamo dire: Signore, fermati a casa mia. Entra a casa mia. Alleluia, sii il Signore anche della mia casa. Alleluia, gloria a Dio. Il giudizio umano, no? Guarda, vuole andare a casa di un peccatore. Lui che predica la parola di Dio. Sì. Fratelli, Dio ama i peccatori. Odia il peccato, ma i peccatori li ama. Desidera che tutti gli uomini siano salvati. Ecco cosa, udendo questo, Zaccheo si va avanti e dice: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Questa è la vera conversione. Per dare la metà dei suoi beni ai poveri vuol dire che una buona metà non l'aveva guadagnata, però riconosce il proprio errore. Quello che ho fatto ho sbagliato, ma voglio restituire quello che ho preso e non mi apparteneva. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gloria a Dio per questa conversione. E il mondo ha bisogno. Il mondo ha bisogno di vedere questi segni. Amen? Amen. Perché se una persona così può cambiare, non dipende da un convincimento umano, dipende dalla grazia di Dio. È lo Spirito Santo che convince. Così è scritto, e io credo alla parola di Dio. Amen. Lo Spirito Santo convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Ma occorre che la parola venga udita. Per questo che prima di ogni altra cosa bisogna predicare la parola di Dio. Prima dei concerti, prima della musica, prima dei canti, prima di ogni cosa. Occorre annunciare la parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Quest'uomo è cambiato e questa è la vera conversione. È cambiato. E Gesù gli dà conferma, dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio d'Abramo, come dire anche lui adesso fa parte del mio popolo. Mi ha accettato. Amen. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.
E ancora oggi il Signore è alla ricerca di uomini e di donne che desiderano liberarsi dal peccato. Amen. Amen. E lo possono fare nel nome di Gesù, Alleluia. accettando Gesù nella propria vita. Amen. E allora vedranno un cambiamento che sorprenderà anche loro stessi. Ma com'è che non riesco a fare più le cose di prima? È perché l'amore di Dio adesso è in me. Alleluia. Sento il bisogno di rimediare. Odio quello che ero prima. Lo sento, a volte i miei figli mi sentono dire, racconto un po' le mie cose passate e dico sempre questo: se potessi tornare indietro, accetterei prima il Signore. Amen. L'ho accettato da giovane, ma se potessi, ma ancora prima. Alleluia, Gesù. E certe cose, quando ricordo certe cose, provo vergogna per le cose che ho fatto, per le offese che ho dato a Dio. Ma Dio mi ha salvato Amen. Amen. e posso solo dire grazie Gesù. Alleluia. Voglio anche leggervi un altro passo. Cercherò di essere sintetico. In Luca capitolo 5 dal verso 33 fino al verso 38 Gesù racconta una parabola della stoffa nuova e degli odri nuovi. È legato alla conversione, a quello che abbiamo detto su Zaccheo della conversione, no? Al fatto di essere veramente, coerentemente figli di Dio. Luca capitolo 5 dal verso 33: essi gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevono. Gesù disse loro: potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti si strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri vecchi, si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi, e nessuno che abbia bevuto del vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. Amen. 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 Gesù risponde a quanti lo stanno accusando, perché molti cercavano sempre un pretesto per accusarlo e per dimostrare che era solo un ciarlatone, no? I discepoli di Giovanni, gli dissero, digiunano spesso e pregano, invece i tuoi discepoli li vediamo che mangiano. E Gesù dice: ma possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Che motivo avevano? Già avere Gesù, adesso noi l'abbiamo nello spirito, ma immaginate, fisicamente. Era tutto, eh? Amen. Adesso noi sentiamo il bisogno, anche chi può, chi vuole, chi fa questa esperienza, anche di digiunare a volte, no? Isolandoci, dedicandoci alla preghiera, alle cose dello spirito. Ma è normale, viviamo in un momento veramente difficile, abbiamo sempre più bisogno di ricaricarci, tra virgolette, spiritualmente, no? Ma in quel momento Gesù era lì, anche in forma fisica. Questo voleva dire Gesù. Lo sposo è Lui è lo sposo della Chiesa. Amen. La Chiesa è la sposa di Cristo. Amen. Ma i miei discepoli hanno lo sposo qua, che devono digiunare a fare. Verrà il momento nel quale lo sposo sarà loro tolto
E sappiamo a cosa si riferisce, vero? E allora lì dovranno poi digiunare, pregare. E poi racconta questa parabola. Intanto dice, nessuno fa qualcosa che è irrazionale. Due vestiti che sembrano uguali, uno è vecchio e uno nuovo, no? Da quello nuovo, siccome quello vecchio è bucato, tagli una pezza e lo metti in quello che è vecchio. È irrazionale, è rovinato un vestito nuovo, quel buco rimane, quello vecchio è anche brutto a vedersi, perché i due tessuti sono diversi, uno è vecchio e uno è nuovo. Attenzione a quello che dice Gesù, è un profondo insegnamento. Quando si accetta Gesù e ci si converte, deve essere tutto nuovo nella nostra vita. Amen. Dio non ci dà un abito vecchio con delle pezze, Dio ci dà abiti nuovi, regali, come figli di Dio. Amen. 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 E l'esempio degli otri e del vino nuovo. All'epoca il vino veniva messo in contenitori, si chiamavano otri, fatto di pelle di capra. Veniva messo lì il vino, ma una volta finito veniva lavato, svuotato, pulito. Perché? Quando mettevi il vino nuovo c'erano ancora residui del vecchio vino. E nel processo chimico, sapete che gli zuccheri poi fermentano, fanno una reazione, no? Per diventare vino. Aumentava il volume dell'odore e fino a un punto resistevano, poi spaccavano proprio, si rompevano gli otri e usciva il vino. Ora, quando il Signore si rivela nella nostra vita, fa tutto nuovo e mette qualcosa di nuovo. Amen. 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 Ma deve essere messo in un contenitore veramente pulito, perché quello che è vecchio non può coesistere con quello che è nuovo. Amen. Amen. Purtroppo molti credenti, purtroppo, hanno ancora cose vecchie di cui devono liberarsi. È per questo che poi si scoppia e si perde quanto di prezioso Dio ha messo nella nostra vita. Amen? Amen. Alleluia. Se invece il vino viene messo in otri nuovi, puliti, e si fa la regolare lavorazione chimica, no? Diventa un buon vino. Poi si fa stagionare, passano gli anni e diventa un buon vino. E nessuno dice il vino nuovo è più buono. No, quello stagionato che ha fatto un regolare processo poi è diventato un vino pregiato. Amen. 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 Credo che il Signore sia chiaro. E allora come siamo davanti a Dio? Dio lo sa. Ma vogliamo sempre domandarci e chiederci: Signore, c'è qualcosa in me ancora che non va? Alleluia, perché è fondamentale che ci sia un vero cambiamento per poter veramente ricevere tutta la gloria di Dio e la benedizione che Dio ha stabilito per ognuno di noi e per essere strumenti della sua gloria. Perché il mondo attorno a noi ha bisogno di vedere coerenza, amen, credibilità. C'è un detto, dice, ma da quale pulpito viene la predica? Perché a volte le persone vedono che si predica bene, ma si razzola male, no? Dio ci aiuti ad onorare la sua parola, Amen. ad onorarlo come Lui ci onora quando siamo insieme, c'è la sua presenza. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, vogliamo dedicarci alla preghiera. Alleluia, ringraziando il Signore per la sua parola. Alleluia, vogliamo
esaminare noi stessi davanti a Lui.